I pellegrini che partecipano al percorso della Magna Via Francigena finora hanno trovato un territorio più o meno accogliente, con paesaggi incantevoli che vanno da Prizzi e Castronovo in provincia di Palermo, Cammarata, Grotte e Racalmuto nell'Agrigentino. Purtroppo, arrivando ad Agrigento, sembra finito il tempo delle bellezze, perché la strada che dovranno percorrere i pellegrini è un ammasso di schifezze, come documentano le foto, schifezze create dai soliti incivili che fanno male alla città. La Confcommercio di Agrigento, con il presidente Francesco Picarella, ha scritto al sindaco Lillo Firetto per segnalare un intervento urgente di bonifica della via Giardinello, interessata dal percorso della Magna Via Francigena. Purtroppo l'inciviltà di alcuni, scrive Picarella, ha reso la via una discarica a cielo aperto che mortifica il territorio e non consente di utilizzare il naturale cammino dei pellegrini. Praticamente, per colpa di pochi sporcaccioni, il capoluogo si ritrova a subire ancora l'ennesima mortificazione di fronte a degli ospiti. L'augurio è che dal Comune arrivi una tempestiva risposta per la bonifica della zona.